servirà anche per far sentire la nostra voce. La Regione Veneto l'anno scorso, quando è stata colpita dall'alluvione, è stata un po' dimenticata dal resto dell'Italia. Vogliamo invece far capire che abbiamo vissuto un dramma importante e che ci siamo rimboccati le maniche, noi sindaci e soprattutto i nostri cittadini. Non ha dubbi il sindaco di Beggiano sull'importanza di un appuntamento come quello di lunedì sera con X News. In diretta sulla nostra emittente alle 21:10 insieme ai suoi colleghi di Bovolenta, Casalserugo, Maserà e Ponte San Nicolò parlerà della situazione a un anno dall'alluvione. Ci saranno anche il commissario straordinario Perla Stancari, l'assessore regionale all'ambiente, il padovano Maurizio Conte, per parlare di come alcuni lavori sul territorio siano partiti e altri no, a causa dei tempi lunghi della burocrazia. Resta il fatto che noi abbiamo più di 6 chilometri di argine che sono ancora devastati e fortemente provati dall'alluvione. A forza di farmi sentire, lo staff commissariale ha approntato un progetto, l'ha finanziato, siamo tutti in attesa che il rinforzo arginale veramente venga realizzato. Alla diretta da Piazza Matteotti a Vicenza parteciperanno i comitati degli alluvionati e una rappresentanza padovana dei volontari della Protezione Civile. Nella loro mente ricordi indelebili di tanto lavoro e tanta disperazione, ma anche di qualche soddisfazione. Quei ragazzi specialmente che ho visto lavorare giù nei garage, spazzare con le scope, è stata una cosa veramente favolosa, nel senso che anche vedere dei giovani che ancora oggi si danno da fare e sono solidali è veramente una bella cosa.